Grazie per l'invito, un saluto ovviamente al sindaco e a tutti gli amici di Decimo Maggio. Questo tipo di informazioni, questo tipo di analisi in realtà fanno parte di quello che è un modello a cui io credo molto, che è quello della progettazione partecipata, dove i cittadini non sono chiamati solo ed esclusivamente a sapere che cosa i potenti vogliono fare, ma sono chiamati a decidere di quello che è il futuro che loro vorrebbero avere. Anche perché per tanti anni qui in Sardegna noi abbiamo avuto sempre dei modelli di sviluppo che ci sono stati calati dall'alto. E vediamo appunto nelle diapositive, se volete andare di fronte per vedere così le diapositive, possiamo vedere molto bene quelli che sono i risultati di un precedente modello di sviluppo che noi ancora stiamo subendo, che è quello legato allo sviluppo dei centri di raffinazione o di centri di lavorazione del petrolio. Come vedete, se noi andiamo a vedere queste piazze nere per tutta l'Italia, la Sardegna è quella che è maggiormente rappresentata. L'altro, come vedete, è il modello di sviluppo che ci viene proposto in questo momento, che va in qualche modo a aggredire tutta l'altra parte di Sardegna che in qualche modo sembra essere rimasta indebita. Ritorniamo a quelli che sono le aree appunto legate al precedente modello di sviluppo e vediamo che cosa ci hanno lasciato in eredità. Ci hanno lasciato in eredità la bellezza di 445.000 ettari che sono iscritti in siti di interesse nazionale per bonifica. Superiamo la campagna di 100.000 ettari e quindi siamo in testa tra tutte le regioni italiane. Quello che è importante rilevare è questo dato, cioè in questi siti, e in particolare in 44 siti di interesse nazionale in cui si è verificata la mortalità, si sono avuti 10.000 decessi in eccesso, in più, per tutte le cause 4.000 decessi per tumori rispetto a quelli che sono i riferimenti regionali. Questo vuol dire che in queste aree esiste un rischio sanitario importante che porta a morte. Come vedete la Sardegna è rappresentata da due siti importanti, il sito di Porto Torres e del Sulcis, che raggruppa 41 comuni con ben 400 e 4.910 abitanti. Cosa vuol dire? Che circa un terzo dei sardi vive in un sito di interesse nazionale che abbiamo visto strettamente correlato ai rischi sanitari. In Italia, non milioni di abitanti su più di poco meno di 70 milioni, quindi circa un italiano su 9 qualcosa che è esposto. Quindi esiste questa differenza tra noi sardi e gli italiani proprio su questa maggiore esposizione che noi abbiamo. Quello che già è stato detto, io lo ribadisco, è che la necessità di andare verso le bonifiche e quindi ridurre questo rischio sanitario in qualche modo viene inibita da questo decreto del fare, che noi invece dovremmo chiamare del non fare, dove appunto si mette in subordine il diritto alla salute a quella che è la sostenibilità economica. L'articolo 41 del decreto appunto del fare che, come bene vedete, dice che nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione, ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate le misure di attenuazione della diffusione, eccetera. Sapete bene che in termini giuridici ogni volta che si parla di possibile vuol dire che non si può anche non fare. Troverete sicuramente logico che un inquinatore che si ponga
nel dilemma disinquino o non disinquino, faccio la bonifica o non faccio la bonifica, sicuramente lo troverà non conveniente disinquinare. E prendiamo un po' conoscenza su questi siti. Qui vedete il sito di Sassari Porto Torres, è molto esteso. Sassari è uno dei pochi capoluoghi di provincia inclusi nel sito di interesse nazionale, per quanto riguarda le evidenze sufficienti o limitate per malattie che sono espressioni di esposizione a fonti inquinanti presenti nel SIN, si è vista un'aumentata mortalità per tutti i generi, per il tumore del polmone, per la malattia dell'apparato respiratorio, anche acute, e malformazioni congenite. E badate bene, questi sono i dati che noi ritroviamo appunto nello studio Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità, e su questi dati abbiamo noi dell'ISDI un po' voluto lavorare sopra per cercare di in qualche modo entrare dentro i dati, dare delle informazioni più facili da capire ai non addetti ai lavori, dove il rapporto standardizzato di mortalità grezzo corretto per indice di privazione non ha un significato immediato. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo calcolato quelli che sono i morti che potevano essere evitati se noi non fossimo stati un sito di interesse nazionale. E badate bene, per il sesso femminile abbiamo 668 morti in più rispetto a quelli che avremmo dovuto avere, 127 per tumori. Queste sono tutte le cause, cioè quindi anche malattie dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato respiratorio, digerente, geniturinario, negli anni 95 e 2002, che vuol dire 71 morti in più per tutte le cause all'anno, 16 morti in più per per i tumori, per tutti i tumori in un anno. Nel sesso maschile, come vedete, poco meno di 400 in questo arco di anni, e 48 all'anno per tutte le cause e 11 per tumore. Dati che, come vedete, come tasso, rapporto standardizzato di mortalità sono 109 nel sesso maschile, 115 nel sesso femminile, che ci collocano al di sopra anche di quelli che sono i valori di Taranto. Tutti parlano di Taranto in Italia e pochi sanno che invece Porto Torres ha superato anche Taranto. Quindi chi ha voce, ha possibilità di portare questi dati fuori è estremamente importante. Quindi è chiaro che quel decreto del fare di Letta in qualche modo sembra quasi cucito sulla situazione di Porto Torres e sembra quasi sgravare beni di quella che è invece un'azione che dovrebbe fare, perché uno dei problemi principali dei Porto Torres è appunto l'inquinamento di falda, dove esiste nella falda sotterranea addirittura valori enormi, cioè 29 milioni di volte la norma di cloretano, abbiamo CVM 500.000 volte la norma, il benzene 139.000 volte la norma. È chiaro che una bonifica di questo genere è estremamente costosa e quindi quel decreto autorizza l'ENI a farsi i conti e a non porsi invece dei problemi. Ovviamente anche da queste parti, come vedete, non si sta così bene. Questi sono appunto il sito di interesse nazionale del Sulcis Buspinese. È importante ribadire un concetto: in questi siti non dobbiamo dimostrare se c'è inquinamento, cioè lo studio delle varie matrici suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee hanno già dimostrato il superamento di quelle che sono le concentrazioni di rischio per tutta una serie di sostanze, e come vedete ci sono appunto il decreto legislativo 152 del 2006 che già individua queste aree, e come vedete anche da queste parti, mentre da noi prevalgono gli inquinanti di tipo chimico, qui prevalgono gli inquinanti legati ai metalli pesanti, e non vi fate mancare niente: piombo, zinco, cadmio, arsenico, ferro, rame, eccetera.
Come vedete anche in questo sito di interesse nazionale, quello del Sulcis Iglesiente più Spinese, per gli uomini e per le donne c'è un eccesso di mortalità per le malattie dell'apparato respiratorio e per la pleura, ed è importante, dato presente anche nel sito di interesse nazionale di Porto Torres, c'è una mortalità per condizioni morbose perinatali o per malformazioni congenite. Ciò sta a significare che anche la parte più debole degli esseri viventi, in particolare i fetti, vengono interessati giustamente con una spiegazione scientifica logica da quello che è il carico di inquinanti e ovviamente sono i primi a soffrirlo. È chiaro che se noi andiamo a vedere i tassi diciamo di mortalità qua in questa zona sembrerebbero più bassi, ma perché? Perché ci sono tantissimi comuni inseriti, ma esiste in realtà esistono due focus, due zone sulle quali bisogna concentrare la nostra attenzione, che è Portovesme e ovviamente Sarrocco. E vedete, per quanto riguarda Sarrocco, impariamo a leggere queste tabelle, una delle cose più importanti da verificare è quelli che sono gli attesi rispetto appunto a quelli che sono la mortalità nelle restanti regioni, invece quelli che sono osservati. Sia per tutti i tumori, sia nel sesso femminile, sia nel sesso maschile, abbiamo, come vedete, molti più casi di mortalità per tutti i tumori e anche per gli specifici tumori rispetto a quelli che ci saremmo dovuti aspettare, a ulteriore conferma. Questo è qualcosa che mi piace sempre far vedere rispetto appunto al discorso di Cagliari, perché Cagliari appunto che viene vista come una città ridente, il Golfo degli Angeli, abbiamo la Sella del Diavolo, il Poetto, tutte queste cose qua, e pensiamo di essere, e pensano anzi Cagliaritani, questo lo dico da sassarese, di essere fuori da queste problematiche. E invece guardiamo che cosa succede. Questi sono dei dati relativi al 94-2003 per quanto riguarda il rischio di egolinfopatie maligne, cioè quelle riscontrate, e vediamo che il rischio rispetto anche a quello che è il riferimento della penisola, cioè dell'Italia, abbiamo molti più casi a Cagliari e in particolare su 1640 casi incidenti, gli attesi erano 633 nel sesso maschile, mentre se ne sono trovati 879, quindi 242 casi in più, quindi con un rischio relativo, cioè quindi con un aumento che è del 1,29, che vuol dire un 40 di meno, che quindi è quasi un 40%. Quindi capite bene che la situazione dal punto di vista sanitario, quindi la ricaduta sanitaria di quel modello di sviluppo è stata disastrosa per chi ha già una certa età, ma sarà ancora disastrosa per chi ci dovrà sostituire sulla terra, in particolare i bambini. Ci sono dei dati importanti riportati appunto lo scorso mese sull'Mutagenesis, dove si mette bene in evidenza nel gruppo dei 75 bambini di Sarrocco confrontati con i 73 bambini di Burcei, la presenza di modificazioni genetiche, o meglio epigenetiche, cioè delle modificazioni ad alcune basi del DNA oppure delle modificazioni poco consistenti del DNA, e questo dato è stato messo in correlazione alla concentrazione di benzene e di etilbenzene molto ma molto più elevata nei siti di Sarrocco rispetto a quella che è l'area di Burcei, e questo ovviamente ben documentato, evidenziando appunto il numero di mutazioni diciamo nei bambini di Sarrocco rispetto a quelli di Burcei, con un dato statisticamente altamente significativo anche per quanto riguarda quelle che sono le alterazioni non solo epigenetiche ma anche quelle genetiche. A questo punto
uno dei problemi che ci si pone è quello di riuscire a motivare i nostri no. Una delle cose che ho scritto nel sito era il passare praticamente dal no al noi, cioè riuscire a capire praticamente quale può essere un percorso di progettazione appunto condivisa che caratterizzi la nostra comunità. E la prima cosa da fare è perdere quello che è il fardello che molti decisori e politici cercano di attribuire a queste assemblee, no? Quella di dire siamo di fronte alla sindrome Lippi, cioè queste persone non vogliono avere queste nel proprio giardino. È invece molto interessante, questo fa parte di alcune letture per quanto riguarda il movimento di giustizia ambientale presente negli Stati Uniti dagli anni 70 e negli anni 80, che ha individuato quella che è la cosiddetta PD syndrome, cioè la sindrome che caratterizza che cosa? Un atteggiamento particolare, bene descritto da questo acronimo, place in the backyard, cioè mettilo nel giardino del nero. Da dove nasce questo tipo di acronimo, di questa sindrome? Nasce praticamente a Houston, dove su 3 quartieri neri principali, le 12 discariche della città, 11 erano in questi quartieri neri, uno in un quartiere ispanico. Sugli altri 12 inceneritori della città, 10 erano in un quartiere e nei quartieri neri e 2 in un quartiere ispanico. E quindi è chiaro che esiste in qualche modo quella che è una sindrome che colpisce chi governa in Italia, e il decreto Letta lo possiamo iscrivere in questa sindrome PIBI, però ovviamente chi non si esprime e governa qui in Sardegna, lo possiamo anche là, da medici, e chiamo in causa anche Claudio, in questo caso possiamo fare diagnosi per loro di sindrome PIBI. Che cosa determina questo? Determina un qualcosa che dobbiamo avere ben presente. Queste sono forme che vengono ben classificate nelle condizioni di razzismo ambientale, cioè si va a creare praticamente un atteggiamento razzistico nei confronti di quelle popolazioni che vivono in una determinata zona, e in qualche modo si va a fare del mobbing sociale nei confronti di queste popolazioni. E solamente da questo punto di vista io giudicherei quelle che sono le nuove progettualità che loro signori ci propongono in questo momento. I progetti Leonora, i progetti GIA, i 7 progetti di geotermico, badate bene, sono poco meno di altri 200.000 ettari che noi dovremmo in qualche modo sacrificare ai loro interessi, e in qualche modo noi dovremmo dargli questo spazio, dovremmo mettere a repentaglio quella che è l'integrità del nostro territorio e delle nostre falde. Quindi in qualche modo dovremmo porci dei problemi proprio nel capire che questo razzismo e questo mobbing nei nostri confronti in qualche modo deve essere deve avere delle risposte adeguate. E ovviamente voi siete interessati, come sapete, da quelli che sono le trivellazioni e rischi sanitari da emissioni. E se andiamo a vedere, oggi c'era un articolo interessante in un sito di un movimento identitario del centro-sinistra, dove veniva ospitato un'analisi di un ingegnere della Saras, adesso si dice in pensione, non so ancora quanto organico comunque a questa società, dove si parlava... Come si chiama? Si chiama, credo, Ingegner Greenwood. Allora, là si parlava appunto delle opportunità semplicemente che ci potrebbero essere appunto in
in Campidano, in questo caso, nel poter trovare delle fonti energetiche particolari. Ma almeno assaggiare, qui c'è uno dei problemi più importanti, cioè quello di dire il pozzo per assaggiare il pozzo di prova in realtà non dovrebbe creare problemi. C'è uno studio molto interessante che noi abbiamo allegato a quello che sono le osservazioni allo studio di VIA per il progetto di onore, che mette bene in evidenza come invece proprio nel momento in cui si vanno a creare le condizioni per la verifica, cioè quello che è appunto un pozzo di prova, in realtà si creano tutta una serie di problematiche entro i 5 miglia e entro le mezzo miglio dove si attua questo pozzo. In particolare si ha un incremento notevole dell'indice di pericolo subcronico di patologie subcroniche non tumorali, e questa è espressione dell'incremento del trimetilbenzene, dell'oxidene e degli idrocarburi alifatici. E in particolare, e questo ovviamente interessa le 5 miglia intorno al pozzo, mentre per quanto riguarda il mezzo miglio intorno al pozzo, relativamente alla presenza di benzene, c'è un incremento notevole di rischio cumulativo per cancro che è di circa il doppio rispetto a chi è lontano mezzo miglio. Altro problema che emerge da quello delle trivellazioni, e questo accomuna sia quelli che sono i posti per il geotermico, sia per le ricerche di idrocarburi o altro, la presenza di eventuale radon, che è un gas radioattivo che addirittura la SARS dichiara di aver trovato oltre la soglia quelli che sono i loro campionamenti geochimici, ma poi alla fine non li prendono assolutamente in considerazione, dato estremamente importante. L'altro problema importante è il discorso dell'idrogeno solforato. La SARS ha proposto una soglia di allarme di 2 parti per milione. Tenete conto che il nostro olfatto percepisce questo con una concentrazione molto ma molto più bassa, 0,05 parti per milione, e questo vuol dire che comunque saremo condannati a sentire sempre odore di uova marce, ma questo in qualche modo ci si abitua anche a cattivi odori, ma non è quello il problema, è che con questi valori, come vedete molto più bassi, 0,057 e 0,01 parti per milione, abbiamo delle irritazioni a tutte quelle che sono le congiuntive, le mucose del naso, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, e quindi tutta una serie di aggressioni alla nostra salute, ma in particolare quelli che sono tutta una serie di deficit legati al sistema nervoso, quindi incapacità di coordinazione, riduzione della presa, difficoltà di riconoscimento traumatico, senza pensare alla possibilità che si abbia una quantità importante di fuoriuscita di idrogeno solforato, e questo l'hanno pagato i ragazzi di San Rocco che si trovavano dentro le cisterne, dove ovviamente sono morti appunto per edema polmonare e per collasso e quindi per intossicazione acuta. Altro problema importante è legato a quello che sono i rischi correlati all'uso di fluidi di perforazione. Anche qua ci sono tutta una serie di sostanze che vengono proposte per le quali non vengono caratterizzate per il loro numero di qualificazioni chimiche, cioè non viene detto cosa contiene quel composto. È uno studio molto accurato, come vedete molto recente, del 2011 e del 2013, mettono in evidenza come nel 75% delle sostanze presenti in questi fluidi hanno effetti irritativi sempre sulle congiuntive, sulla pelle, sulle mucose dell'apparato respiratorio gastrointestinale, il 40-45% hanno problemi
danno problemi sul sistema nervoso centrale, sistema immunitario, cardiovascolare, eccetera, fino ad arrivare a un 37% sul sistema endocrino e un 25% su un'azione genotossica e cancerogena. Quindi tutto ciò che si viene introdotto e che può penetrare nelle falde sotterranee oppure può risalire con quello che è il famoso blow-up, cioè il ritorno indietro, può crearci problemi. A questo punto dobbiamo porci la domanda: ci sono alternative? Perché ci dicono sempre: voi siete quelli del no, voi siete del no. Ho già introdotto il concetto del noi. Guardate che cosa succede se noi installiamo il nostro territorio. Allora, per produrre la bellezza di 1600 megawatt, che sono circa 700 megawatt in più rispetto a quello che il nostro fabbisogno di picco in questo momento in Sardegna, bastano 70,56 km quadri. Per produrre miserabili, li chiamo 43,5 megawatt da biomassa, questo è il progetto del mega inceneritore della chimica verde, dobbiamo sacrificare la bellezza di poco o di circa 1200-1000 km quadri. Voi mi dite: ma no, come avete fatto questi conti? Guardate bene, questo è il piano di approvvigionamento di biomassa della Saras. Questo è appunto un documento ufficiale, della Saras, dell'ENI, e questo è un documento ufficiale, è ben evidente. Biomassa, guardate bene, in Emilia-Romagna le produzioni di energia da biomassa o da biometano vengono escluse da comprensione di produzione del formaggio parmigiano reggiano, e noi non abbiamo per caso anche dei prodotti di qualità che dobbiamo, il nostro pecorino romano, il nostro fiore di Gavoi, il nostro fiore sacro, eccetera, non è un prodotto di qualità. Le nostre pesche di San Sperate sono tutte cose che in qualche modo dobbiamo riuscire a difendere. I detrattori delle rinnovabili dicono: sì, però le rinnovabili funzionano solo di giorno, che cosa possiamo fare la notte? È semplicissimo, ci sono dei sistemi di integrazione idro-eolico-fotovoltaico che mette in relazione la produzione di energia da fotovoltaico, da eolico, da rinnovabile con quella che è un bene fondamentale, che è anche quello della produzione di energia dall'acqua. L'acqua è il nostro futuro, non è il petrolio né il metano il nostro futuro. E badate bene, noi non abbiamo assenza di strutture, anzi abbiamo qua solamente nel centro Sardegna, ho preso in considerazione la centrale idroelettrica del Taloro, 340 megawatt che sono più che sufficienti a garantire il nostro fabbisogno notturno. Qui c'è la stazione di Benzone nell'agro di Olzai, sulla quale si possono far convergere tutti gli esuberi della produzione giornaliera. Noi abbiamo il sole tutto il giorno e possiamo praticamente far risalire l'acqua che poi impiegheremo per produrre energia di notte. E invece, se noi andiamo a vedere la nostra situazione di produzione energetica, prevalentemente abbiamo una produzione esuberante solo ed esclusivamente da combustibili fossili, circa 3.000 megawatt installati, cioè abbiamo parlato di 900 megawatt di picco massimo in questo momento, e noi abbiamo 3.000 megawatt da combustibili fossili. Quindi la necessità comunque di invertire completamente questa tendenza per evitare questi disastri, con una diga dietro a pochi chilometri come quella del Pusana. Qualcuno tenta ancora di incentivare nella piana lontana, addirittura col carbone, dopo che hanno già fatto dei danni pazzeschi come quello delle pecore nere di Ottana, legato semplicemente allo spurgo delle ciminiere, collegandole a quello che è la pressione delle caldaie.
Ma la cosa più importante è anche un altro, cioè la possibilità di andare verso la gestione intelligente di questi flussi di energia. E non è il futuro solamente, è già il presente. Le smart grid sono praticamente quello che è il progetto che la Comunità Europea ci sta chiedendo di sperimentare attraverso il patto dei sindaci qui in Sardegna, cioè riuscire a mettere in rete tutte queste produzioni rinnovabili per cercare di capire come si può migliorare quella che è l'efficienza energetica. In questo modo, badate bene, riusciamo ad avere un'efficienza energetica che va oltre il 60%, mentre con i vecchi modi di trasporto dell'energia ben il 70% di quello che viene portato a combustione per produrre energia sono carichi sui nostri polmoni e invece è energia che si spreca perché ne utilizzeremo solo il 30%. E ovviamente l'Europa ci crede anche di partecipare a questo grande progetto delle supergrid, cioè delle grid intelligenti che riuniscono tutta l'Europa. Vedete, la Sardegna non è stata tagliata fuori da questa progettualità europea, anche se l'Italia non è, come vedete, tra i paesi che ha partecipato a questa progettazione, anche perché esiste l'incontrante presenza dell'ENI in Italia che in qualche modo condiziona qualsiasi scelta verso le fonti rinnovabili, quindi l'Italia non partecipa, però l'Europa non ci ignora. Ma la cosa più importante è capire qual è l'importanza dell'acqua, perché dobbiamo porci il problema di difendere l'elemento acqua del sottosuolo, ma anche quella che noi abbiamo adesso depositata nei bacini idroelettrici, perché il futuro sarà come vettore, non il metano, come quel signore appunto di cui parlavamo prima diceva, il futuro sarà l'idrogeno. E la possibilità di avere appunto un vettore di energia che può far andare avanti delle celle a combustibile, all'idrogeno, che hanno una resa nettamente superiore a qualsiasi altro tipo di combustibile, anche se produrre energia vettoriale di trasporto facendo ricollegare l'idrogeno all'ossigeno produce acqua. Pensate a un trattore che ha un trattore all'idrogeno che può direttamente innaffiare il terreno che sta arando, quindi una cosa importante. E chiudo semplicemente per dirvi quali sono anche le criticità che dobbiamo conoscere nell'ambito di una progettazione collettiva e partecipata. Guardate, a noi ci dicono dobbiamo produrre energia, se andiamo a sentire appunto sempre quella presa di posizione col Signore si pone il problema di quanta combustibile ancora dobbiamo usare, quanto combustibile fossile. Guardate, noi abbiamo un sistema energetico che ci fa produrre il doppio della Liguria, che è una regione che fa parte dell'apice del triangolo industriale italiano, ma che ha un numero di abitanti che è simile alla Sardegna, 1,5 milioni, e noi nonostante tutto produciamo il doppio e come vedete esportiamo il 10% di quello che produciamo. Quindi non solo siamo veramente così generosi da sacrificarci per gli altri. Ma la cosa più interessante, vediamo anche quanto consumiamo a testa, confrontiamoci con la Lombardia, la regione più ricca d'Italia. Un lombardo, come vedete, consuma 6.674 kWh, quindi meno di un sardo. E questo sta a significare che un sardo consuma 6.728 kWh all'anno. Questo cosa sta a significare? Che il consumo dell'energia, se non ha una correlazione con l'efficienza di come noi usiamo l'energia, non ci rende ricchi. Noi siamo poverissimi. Se andiamo a vedere nelle varie regioni della Sardegna, chi consuma di più è il Sulcis, pur essendo la regione più povera d'Italia. Quindi questo è un concetto importante.
Ma la cosa più interessante, quando dicono arriverà il metano e allora si abbatteranno i costi. Ma noi, pensate a quello che abbiamo detto, noi scontiamo il 10%, trovate un mercato dove ha un esubero di offerta e una riduzione della domanda, ci ritroviamo ad avere un prezzo che è più alto. Non esiste, non è un regime di mercato. E come vedete questi sono dati ben evidenti, dove appunto aumenta il consumo, scusate, il prezzo dell'energia in quello che è il famoso mercato infragiornaliero aperto al mercato. Questi sono sempre dati molto recenti. E guardate, quando c'è stata la crisi del 2008, c'è stata una riduzione dei consumi in Italia, il prezzo d'acquisto nella penisola era di 51,82 euro a megawattora, con l'eccezione della Sardegna, che era rimasto a 88,92 euro a megawattora. Questo perché? E questo ce lo spiega Katri Calà nell'audizione del 2009 nella commissione appunto dello sviluppo, dove mette bene in evidenza che le sovvenzioni per le produzioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili, e si riferisce appunto alle energie assimilate, sono una distorsione alla concorrenza, e le energie assimilate sono quelle cosiddette del CIP6, e il CIP6 è quello che il beneficio dato appunto alla Saras, che brucia quelli che sono i rifiuti della sua raffinazione sui nostri polmoni, e noi siamo costretti praticamente a pagargli questo suo privilegio, che per noi è assolutamente un danno importante. D'altra parte si dice, ma quando arriva il metano risolveremo tutto. Sapete bene che nel 2010 c'è stata un'inchiesta dell'Authority dell'Energia, dopo che l'ENI ha, come dire, svelato un accordo di cartello in Sardegna che metteva in moto un meccanismo per cui la Sardegna pagava il doppio, anche il GPL prodotto in Sardegna, rispetto al GPL che veniva esportato in Italia, che veniva pagato di meno. Per cui il problema non è avere a disposizione la qualità di questi combustibili. Se sono in mano ai dorsiglioli, alle stesse persone, questo prezzo rimarrà alto, faranno cartello. L'hanno già dimostrato, sono stati già condannati dall'Authority per poche decine di milioni di euro, e ovviamente dopo un po' sono ritornati a riportare sul prezzo. Voglio finire semplicemente con un appunto importante, cioè non possiamo dimenticare che la Sardegna fa parte del nostro pianeta, e il nostro pianeta ha un problema particolare, che è quello di preservarci dalle emissioni di anidride carbonica. Abbiamo raggiunto ormai 400 parti per milione di anidride carbonica equivalenti nell'atmosfera. Sapete bene che il non ritorno viene individuato nelle 450 parti per milione. Questo vuol dire che si scatenerebbero dei cambiamenti climatici devastanti per tutti. E quello che è importante è che esistono delle leggi internazionali, il protocollo di Kyoto è una legge internazionale alla quale tutti dobbiamo riferirci, che ci dice che in questo momento solo i 2/3 di ciò che il conosciuto come riserva di carbonio può essere portato a combustione per mantenere questi livelli. E questo ce lo dice Nicola Stern, che è uno dei più grandi economisti presenti nel mondo, ex ministro del governo laburista, ministro dell'economia, quindi una persona estremamente competente su questo. Quindi qual è il pericolo che prevede Nicola Stern? È che il finanziamento a tutti questi progetti di trivellazioni per aumentare le riserve di combustibili fossili porterà a una bolla finanziaria. Cosa vuol dire? Che le banche che hanno finanziato tutti questi progetti non potranno avere
i soldi indietro, e questo vorrà dire che cosa? Un collasso economico non da poco, un qualcosa che creerà un'ulteriore spallata a quelle che sono le condizioni precarie non solo della nostra terra ma dell'intero pianeta. Vi ringrazio.